europea qualcosa 100 giorni di governo di Giorgia Meloni. Il suo partito si presenta agli elettori per discuterne dell'operato e in provincia di Belluno, dove risiede il segretario Veneto, con particolare attenzione alla montagna. 100 giorni per Belluno sono tanti, insomma, siamo intervenuti molto sui fondi, per esempio turismo alla montagna, i ristori, gli impianti di sci, piccoli comuni montani. Abbiamo messo in piedi, chiaramente i frutti li vedremo in un prossimo futuro, anche breve, però insomma abbiamo lavorato, abbiamo presentato un progetto di legge sui piccoli comuni, insomma ci siamo dati da fare. Eletto in Lombardia, dove risiede, c'è però un altro bellunese, ovviamente altrettanto legato alle terre alte. Il tema della montagna è un tema importante che qui a Belluno si sente molto e che il senatore De Carlo segue da sempre. È chiaro che ancora non c'è un senso tangibile di quello che si può fare, però io credo che sia fatto. Credo che questa legge di delega fiscale invece offrirà molte possibilità appunto a chi vuole intraprendere, come ha detto Giorgia Meloni dall'inizio della legislatura, chi vuole fare non deve essere disturbato. In questa legge di delega fiscale sarà così, il fisco non sarà un nemico ma sarà un amico appunto di chi vuole lavorare. A margine un tema di cui si discute in più luoghi e da più parti, il Comitato di Gestione Fondi Comuni Confinanti, il cui presidente uscente, Dario Bond, era seduto in platea. Oggi c'è un presidente dei fondi di confine che è Dario Bond, che ha lavorato bene, adesso se poi si farà la valutazione del ministro Calderoli e vedremo quali saranno. L'importante è che continui a passare il principio che i fondi di confine restino alle comunità locali con progetti di area vasta, anche magari con più risorse, anche con progetti più grandi, non progetti che poi si rivelino cattedrali nel deserto, ma sono fondamentali per lo sviluppo di quest'area. Quindi Presidente è e resta Bond? Non spetta a Luca De Carlo deciderlo, se fosse per Luca De Carlo Bond starebbe benissimo.